questa cessa. E giù la stradale. Mamma, da grande mi comprerò una Moto Guzzi. Incidente. Ma come nonno? Oggi siamo da Area 101. Mi sono preso in test questa bellissima Moto Guzzi V100, fatto subito col dirvi che è un 1000 cavalli. 1000 cavalli, è bellissimo. Non li posso fare test ride così. Io ve le devo far vedere direttamente in prova le moto. Ora ci stacchiamo i controlli e ci divertiamo. Comunque stavo dicendo, è un 1000 di cilindrata, 115 cavalli, quindi ci divertiremo abbastanza. Ma poi ha una piccola chicca che ha le ali. Voglio metterla in mappa pioggia? Apriti! No, c'ho le ali sulla moto! Altro che panicale! Bello, in movimento si può staccare il traction. Oh, altro che moto da nonno, ragazzi, non me l'aspettavo. Moto Guzzi promossa al 100% con questo motore 1000, mi hai stupito. Ma 115 cavalli, tutti svegli, tutti prestanti, attivi. Pensavo di annoiarmi, invece non è così, ragazzi. Buona, bella caggiosa. Frizione idraulica, ragazzi, ma di cosa parliamo? È pulitissima nelle cambiate. Lo sapete, io sono malato. Madonna mia, salta in aria! C'è una spinta assurda. A luna esce mio figlio da scuola. Lo devo andare a prendere. Lo vado a prendere in impennata, lo vado a prendere. Lo sapete, uno qua mette sempre tutto estremizzato perché cerca di intrattenervi al 100%. Però quando poi ne parliamo di persona o tra i messaggi, cerco sempre di darvi il consiglio più giusto. Ma adesso torniamo a divertirci. La Brembo si sente. Ci vorrebbe anche sulla 09 una Brembo. Dov'è il clacson? Il clacson è un po' scomodo, eh? I freni sono innamorato di questi freni. Non mi aspettavo da 200 kg di moto questo divertimento, ma poi di terza l'ho alzata prima, quando l'ho alzata di terza. C'ha una potenza e una coppia bella. Speciali! Belle, per davvero. Ehi, tu mi vuoi superare? Infatti. Questo proprio dicevo nell'ultimo video. La metto un attimo in modalità Liberty che testa un po' l'agilità. Oh, puoi farmi passare, lo spazio ce l'hai, dai. Non ho il clacson a portata di mano, questa cosa non mi piace, non mi dà sicurezza. Vabbè, ma giustamente non penso che Moto Guzzi ha pensato che un cazzone doveva mettersi a suonare così nel traffico. Comunque ragazzi, è agilissima, Madonna mia, ma che moto! Accoppiata secondo me Aprilia Moto Guzzi ci sta tutta. Questa, parliamoci chiaro ragazzi, ha tutta l'elettronica che c'ha anche l'RS e penso che alla fine da lì deriva. Bella, 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 bella. Buonissima. C'è più miglio da Nutella. Agilissima, agilissima. Mi ha stupito come quando ho provato il GS, che ti aspetti è una vacca, è gigante, dici no ma non ti diverti, e invece è stradivertente. Complimenti, bravo per davvero. E aspetto Marco con la 09, giustamente poverino, ha anche le crash cage, occupano un casino di spazio. Marco si è fermato al semaforo. Marco, ma non ti devi fermare al semaforo? Un apprezzatore, vedete ragazzi, ci riconosciamo per strada. Questo è il bello del mondo delle moto. Bella anche in scalata, pulita. Qua di casse. No, troppo divertente. Complimenti a Moto Guzzi, sei riuscita a stupirmi anche tu. Hai fatto veramente una moto da adulti, sicuramente per l'estetica, ma molto divertente. Mettiamole, fammi passare. Aspetta. Mettiamole davanti di là dove sta la fermata. Signore, se li rubano non è colpa nostra. Se non le mettiamo a vista noi se le rubano, poi che facciamo? È la verità, uno non vuole essere scostumato, però veramente se le rubano. Questa non è nemmeno mia, questa moto è un test ride. Ragazzi, che figata, ho riacceso anche la moto e non devo nemmeno stare lì di nuovo a settare i controlli. Risulta ancora il TCS off con l'antimpennata off. Cioè, se tu la vedi così dici è pesante, 230 kg, li senti, e poi ci sali sopra e... Che è successo? Anche nelle manovre strette sembra ingombrante.
Ah, ma gli specchietti sono finti, signora! Lo so che è un option alla freccia, però ogni tanto usatela. La vendono compresa nel prezzo. Sembrava la scena di Titanic, lei così è lì da dietro. Come al solito non può mancare il benzinaio di fiducia che ci mette l'acqua. Oggi ho cambiato. La sto provando, ce l'ho in testa, ma devo dire la verità, è come il GS, è grande però c'ha un sacco di coppia. Freni Brembo, frizione idraulica, lavora veramente bene. Ma già visto video tu? Ma io te l'ho detto che ti metto, Ci sarai anche in questo video. Vabbè. Grazie mille, buona giornata. Oh, ma è successo qualcosa lì? Incidente. Aia, ragazzo in moto, bisogna stare attenti, non bisogna andare oltre i propri limiti. Uno non dice di non correre, che sia chiaro, ma non bisogna andare oltre i propri limiti, perché sennò si sa che si cade. Guarda che curve! Hai visto come si abbassa sta cosa? Salvatore sotto i commenti: Valentino sei una cacca perché non mi dai mai la 09 e adesso la sta vedendo in mano a Marco. Salvatore, così impari, la prossima volta scendi e vedi, io ti ho chiamato anche ma non mi hai risposto. Come? Come quando la tiri? Che bello vedere le facce contente dei motociclisti quando proviamo una moto. Voglio abbassare il cupolino però perché la voglio rendere ancora più naked. Oh, cupolino elettronico e adesso l'abbiamo resa ancora più sfoglia. Che palle, c'è la pula. Che ce ne fotte? E la pula busso alle porte del buio, e la pula busso, qui si mette male, fammi entrare, non mi dire di no. La pula è avanti, vediamo. Ok, nella cambiata la devo tenere un po' più alta perché poi è pesante. Però ha la sella dietro che è comodissima, perché io con il culetto mi blocco sulla sella posteriore e resto completamente fermo, stabile anche in impennata. Se sono queste le moto di quando si è vecchi, la testa non cambierà per nulla, Io me le aspetto morte le moto per signori, ma sono più divertenti delle nostre e hanno gli accessori 10.000 volte migliori. L'ho detto, datemi il tempo di conoscerla per bene. Madò, che moto, che moto. Perché ho acceso le 4 frecce? Pensavo che in automatico quando iniziassi a correre si accendessero le 4 frecce. Adesso vediamo anche in questa curva come si comporta, che questa è una delle mie curve preferite. Mamma mia, soddisfazione pura. Fammi fare anche una bella curva sulla destra. Questa è bella stretta come curva, ragazzi. Vediamo come si comporta. È giù, la stradale, ciao. Era giù, era giù. Divertimento a tutti gli effetti. Mi ha sbalordito, mi ha sbalordito. Anche la cambiata in quarta, stabilissima. Cioè veramente ragazzi è stabile, stabile, stabile. Non spacchetta mai ragazzi, la 09 è uno spacchettare continuo, è un alleggerirsi all'anteriore che non ti dà per nulla sicurezza. Questa, essendo pesante, cioè anche nei cambi di direzione veloci, ti dà quella sicurezza che con la 09 non hai, perché è leggera e ti porta a spacchettamenti. Che freni veramente. Ma perché si accendono le 4 frecce ogni tanto? Oh, ma sta macchina sta a 180 all'ora! Ma sta volando quest'Opel! Olè! Cunetta, facciamo volare anche i 230 kg della Moto Guzzi! Oh, di quinta 210! Bellissima, bella. Comunque sì, le frecce si accendono quando e si spengono da sole. Allora era vero. No, che figata. Entriamo cattivi e la buttiamo giù. La buttiamo giù, non si è scomposta minimamente, anche se sono io una lota che non le so prendere le traiettorie. Non si è scomposta minimamente e ce ne usciamo in monoruota. Ce ne usciamo anche in monoruota.
Complimenti a Moto Guzzi e ad Aprilia che sono riusciti a cacciare questo gioiellino. Bene, speciale, poi c'è il piccantino. Quando ci sono auto parcheggiate, situazioni anomale, rallentate sempre e poi impennate, questo sì. Il TRK? Ah, la moto! Dicevo io, ma come fa a piacerti il TRK? Com'è stato? È una goduria la 09, lo so. Chiunque la prova si innamora. L'hai giudicata da vecchio questa moto, giusto? Ora ti faccio vedere di cosa è capace. È una moto da vecchi? Ma tieni. Ragazzi, stiamo andando a fare un attimo un SOS olio. Lui ha l'Aprilia, l'RS, e stiamo andando a prendere un attimo l'olio a casa di un suo amico. Hai visto? Guarda che tante volte vedi l'abito non fa il monaco, ma perché le fanno con uno stile diciamo più per persone adulte, però poi se le vedi e le guidi sono molto divertenti. Prendi un attimo il telefono così capiamo dove dobbiamo andare. Vado piano, tranquillo. Hai visto? È super divertente veramente. Ma perché non sapete come funzionano le rotonde? Ce l'ho io lo stop. Ok. No, ma non te lo aspetti, Moto Guzzi, ma Moto Guzzi, no, ma Moto Guzzi. Ragazzi, non si abbassa più questa cessa. È bellissima! Mamma da grande mi comprerò una Moto Guzzi!